Un italiano, un francese e un tedesco fanno amicizia tra di loro in un villaggio africano disperso in mezzo al niente. E lì stanno facendo un'escursione in bicicletta e vedono sotto un albero secolare tutto pieno di neri, di gente tutti nudi, una nera che sta piangendo piegata su una cassa da morto, 4 tavole messe lì, sì, e tutti in fila dietro che gli fanno le condoglianze, 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 e che gli danno condoglianze. E l'italiano, mamma mia, guarda l'usanza sua di loro. Dai che andiamo in albergo, ci pittoriamo bene che io ho tutto qua. No, è pericoloso, quei cannibali mangiare. Ma no, dai, venite in albergo, torniamo indietro. Fanno convinti, vanno in albergo, lui tira fuori tutta l'attrezzatura, si pitturano tutti di nero dappertutto e si presentano lì di nuovo tutti nudi e in fila. E condoglianze tutti quanti. E tocca al francese, condoglianze, e si fa in parte. Tocca al tedesco, condoglianze. E tocca all'italiano, condoglianze, com'è stata? Cos'è successo? Quanti anni aveva?